stesso sono e salimbana dia, zaki zorma non meo, ma la cantus armonia, chi ma noi se babor e custo operavata in compagnia, se me ne paghi in donde. Oh, se me ne paghi in auguro a voi il buon venitore, la nostra che ti ascolta e te e Cantios, due parole per indicare che la serata sarà sia di parola allegas, o di parole meglio, e poi invece di canti, quelli che abbiamo appena sentito, notata del saluto, e ringraziamo il tenore Murales. E proviamo a capire. Il canto a tenore è un mondo vastissimo. C'è però, come in tante altre manifestazioni della cultura in generale, della cultura sarda e della lingua sarda in maniera più specifica, c'è invece l'idea che sia, come dire, quello che vediamo oggi e basta. Invece non è così. Il mondo del canto a tenore è un qualcosa di veramente vastissimo. Partiamo dall'inizio. Come inizio c'è una teoria che fa risalire il suono che avete sentito del basso contro mezza voce come imitazione dei suoni della natura. Guardate, questa teoria non è mai stata veramente esposta in maniera pubblica. Non c'è una pubblicazione all'interno della quale voi troviate traccia vera di questo con una spiegazione, quindi un'argomentazione. Ci sono qua e là dei riferimenti da parte, per esempio, di Paul Collet, era un etnomusicologo belga, ed è la persona che ha parlato del canto a tenore come le chant des bergers, il canto dei pastori. Da questo si ha la richiesta di riconoscimento all'UNESCO del canto patrimonio del mondo pastorale sardo. Esiste un unico termine che riesca a illustrare veramente questa teoria. Questo termine è armas. Sas armas, per dirla nel linguaggio del Monte Acuto, è quell'insieme di basso, contra, mezza voce e anche la voce solista. Questa sono sas almas, come dicono loro. Ma cosa sono queste almas? Beh, queste
estas armas stiamo parlando praticamente di una parola che, se la prendiamo nel significato odierno, ci porterebbe chissà dove. Arma è pistola, fucile, non è niente di tutto questo. Armas è quello che poi ritroviamo anche nella parola armento, armenti, praticamente sono animali. Quindi l'insieme di basso, contra, misvoche e boche non sarebbe altro che l'imitazione di suoni animali. Di quali animali? Beh, se andiamo a vedere bene nel dizionario di accadico, noi troviamo un unico significato. Arma significa muflone. E se voi avete presente questo animale che ormai è tipico della Sardegna, abbiamo una sorta di bramito per quanto riguarda il maschio, abbiamo un altro tipo di timbrica per quanto riguarda la femmina, la mufla, e abbiamo un altro suono ancora per quanto riguarda il cucciolo. Allora io vi chiedo adesso, se manteniamo ferma questa, di viaggiare nel mondo dell'analisi linguistica per capire esattamente cosa siano queste voci. Io oggi per scelta lascio da parte la voce solista, si chiama boche o si chiama pesadore, ma oggi nessuno più ricorda cosa significhi pesadore. È colui che pesa sa voce, cioè a dire colui che eleva il canto. Nella gran parte dei paesi questo non si riconosce più, ma un tempo il primo modo di cantare era sa pesada, e poi vedremo cosa significa pesada. Partiamo allora con l'analisi di una voce in particolare, la contra. Lo sentiamo adesso, sentiamo tutte e tre le voci nella scomposizione a partire da un ballo savardeina. De su Mediterranei su coro, de su Mediterranei, de su Mediterranei su coro, essa Sardegna no. Bim bam biliram bim baram bilaram bilaram biliram. Essa Sardegna nostra piazzata per un miseria. Pero mis daderos sempre in pena proquitenza. Proquitenza del sino di tesoro, proquitenza del sino. Caeste eternamente trascurada. De su Mediterranei su coro, de su Mediterranei su coro, essa Sardegna piazza, per un miseria. Per un miseria sempre in pena, proquitenza del seno, proquitenza del seno, di perdona, per perdonare. Caeste eternamente trascurada, divina che racconta, divina che racconta che sera. Avete sentito come successione l'intervento della contra, quindi l'intervento del basso, e a seguire l'intervento della mescuoche. Nella composizione, nell'assortimento delle voci, per costruire una sorta di alchimia del suono, occorre tenere presente la qualità della timbrica della contra, la qualità della timbrica del basso. Queste sono le due voci portanti. Quindi
in questo nostro calcolo non entra la voce solista è colei che deve semplicemente mandare avanti il ritmo modulando un testo poetico. La mezza voce la mettiamo momentaneamente da parte e invece passiamo su questo. Quando si può cantare? Si può cantare quando il basso e la contra sono bollanara sabaroniesa, sarvocche scursatas. Cosa significa questa voce cursata? Proviamo a vedere quale sia la funzione del canto prima di questo. Il canto, se prendete la contra, è la prima ad agire. La prima ad agire perché? Perché il canto, ancora oggi esiste il modo di dire in sardo, me non ti ponzan camba e canzone, che vuol dire stai attento a non diventare oggetto o soggetto di satira. E allora cosa è la contra? Proviamo a vedere bene. La contra è in pratica il dare onore, onorare, nel senso che con la contra si costruisce l'onore eterno. Ecco qua, da questo noi abbiamo poi un modo di chiamare questo insieme vocalico che è, se passiamo alla slide successiva, controbbo. Il controbbo cosa è? Il controbbo c'è semplicemente una sillaba finale, bu, significa perfetto, quindi la contra, ma a questo punto l'insieme delle voci di questo coro devono semplicemente servire a dare onore eterno. Cosa significa dare onore eterno? Lo ritroveremo poi in un'altra voce del canto a tenore, in un'altra parola del canto a tenore. Il canto a tenore nasceva per poter cantare le gesta eroiche. Quindi un eroe va immortalato. Il suo onore deve essere per forza eterno. Da questo avete contra che un amico etimologista, Salvatore De Dola, interpreta come cintura d'onore, perché can, come avete visto agli inizi, cioè dare onore, onorare, può essere interpretato anche come cintura. E in effetti guardate un pochino la posizione che le voci occupano nel cerchio, sembra la chiusura di una cintura. Bene, dicevo prima che basso e contra devono essere voces cursatas. Cosa significa? Avrete sentito le timbriche prima della contra e del basso. Sono timbriche metalliche e cursatu significa, ci siamo nella... Ecco, cursatu significa curu, fornace, se volete anche forno e quindi anche la forgia, e poi sadu, che significa invece temprare, quindi le voci sono temprate, raffinate, se volete, alla fornace, alla forgia, proprio come si fa con tutti i metalli. E si è messo petando, la mezza voce no, la mezza voce non è una voce metallica, anche se per la gran parte delle voci di questo ruolo si parla spesso e volentieri di pare d'una metalla. Cosa significa metalla in sardo però? Metalla è l'insieme dei campanacci, sono tutti i sonagli, i campanelli che vengono appesi al collo di una bestia domata, perché quando sta nel pascolo brado, e noi questo tipo di pastorizia abbiamo avuto per millenni, c'è la necessità da parte del pastore di sapere che quel particolare capo di bestiame stava in quel punto del pascolo e non altrove. E allora cosa significa mesuoche?
Meshuoche vi faccio familiarizzare con una parola della linguistica, una parola abbastanza strana, paronomasia. Significa un insieme di suoni che può avere significati diversi a seconda delle interpretazioni che noi vogliamo dare. Ma in effetti la parola è masahu ed è una parola che viene sempre dall'accadico e masahu significa metallo di scarsa qualità, insomma di non grande valore. In effetti la gran parte dei campanacci delle nostre greggi era di ottone, mentre per quanto riguarda la contra parliamo di brunzu, oppure per quanto riguarda il basso avete sentito prima che faceva il rumore dello scacciapensieri. Lo scacciapensieri è in ferro, in acciaio, non è un metallo nobilissimo come l'oro o come l'argento o altri metalli ancora, però è un metallo che ha suono di metallo di qualità, non certo l'ottone. Abbiamo visto a volo ardente le voci che compongono il tenore. Passiamo adesso invece ad entrare proprio nelle forme esecutive del canto. La prima forma che noi sentiremo adesso è Saseria. In altri paesi Saseria viene chiamata voce arressa, che non significa voce inferma, voce malata, voce paralitica, ma significa invece, era questo il termine accadico, ressu, significa la parte migliore per iniziare. Bene, in altri paesi si chiama invece voce notte, anche questa è una paronomasia. In sumerico avevate bu-kunu te, che significa approccio melodico perfetto. Bene, sentiamo invece Saseria, ma la sentiamo a partire da una prima sequenza del modo di cantare. Sisterrida. E sulla parola isterrida, vi assicuro, sono stati scritti veramente tantissimi libri, tantissimi trattati per sostenere qualunque cosa. Mentre la parola la vedremo poi. Iniziamo con Saseria e iniziamo con le forme di isterrida per capire come sisterrida diventa diversa a seconda della lunghezza del testo poetico che si articola per fare sisterrida. Cominciamo. O sardu sis e sardu e sis el bonu, sempre salimba tua pas presente. Non sias queixa ubbidiente, vai dende salimba de su padrone. Prima forma con 4 versi endecasillabi. Si tratta di 44 versi e di 44 sillabe. Cosa succede? Nella gran parte dei cantori di oggi, come voce solista, arrivano senza fiato perché 44 sillabe è una quantità notevole. Quindi prendono fiato durante il canto e quando arrivano alla fine devono a quel punto continuare a cantare con un che non ha niente a che vedere con il testo poetico e non ha niente a che vedere con salassada, cioè l'invito che la voce solista deve saper dare al coro. Sentiamo invece una seconda isterrida, stavolta sarà su 3 endecasillabi.
Salimba e babbo se de iaio nostro non usate più nemmanco in domo, ca povera e carusa la creire. Possiamo passare adesso a un'altra isterrida, stavolta di 2 versi, e sentirete adesso quindi il fiato che rimane nei polmoni della voce solista e come entrano le voci del tenore. La nazione chi perde su dono de salimba i scompari lentamente. L'isterrida può essere articolata in inizio di canto, in centro al canto, alla fine del canto, viene articolata un po' dappertutto, dipende poi dal tipo di canto che si vuole eseguire. Proviamo a vedere adesso, perché noi siamo abituati ormai a sentire il canto a tenore arroccato unicamente su versi endecasillabi. Proviamo invece a sentirlo in un'altra forma. Franco. Giovane inutilmente ti sei esposto in sisetto, chi deo pensa ti pedire amore. Avete sentito, in questo caso si è trattato di 2 versi settenari più un endecasillabo. È tutto un altro risultato rispetto a cantare 4 endecasillabi. Proviamo a sentirlo invece con 2 versi, un settenario e un endecasillabo. Un'epoca venia, un giovane pallido e romato. Guardate cosa significa isterrida. Isterrida fa parte del linguaggio musicale. La differenza fra istaruta e isterrida è minima, vedete bene. C'è un gioco di passaggio da una lingua all'altra, per cui la T diventa D oppure la D diventa T. È già capitato prima, cioè per il termine contra avevate Dario in cui la D era diventata T. Qui invece avete isterrida nuovamente la T di istaruta che diventa D. Sisterrida, guardate bene nel dizionario. Il canto a tenore, la gran parte degli studiosi non ci si è buttato a capofitto per studiarlo. Perché? Perché la gran parte del linguaggio del canto a tenore non è una derivazione dal latino, assolutamente no. Guardate, noi abbiamo parecchie parole che certamente vengono dal latino, ma nel canto a tenore è quasi impossibile trovare solo latino. Non sarebbe leggibile la gran parte del canto a tenore. Se prendete altri ambiti della lingua sarda, la stessa cosa. Non sarebbe possibile con il latino o con il greco, per esempio, riuscire a fare luce sui toponimi.
I nomi delle nostre campagne, per esempio, per tutti gli studiosi di lingua sarda, no, ma lì non si può, è tabù. Bene, torniamo a Saseria e vediamo adesso come invece Saseria viene articolata anche con sos corfos. Franco. Una diesa povera Sardigna, Sinaia de Romana. Oh, Sinaia de Romana. Oh, Avete sentito adesso? Il testo poetico non è più lanciato come prima dalla voce solista che poi si ritrae e interviene il coro. In questo caso invece avete sentito delle modulazioni da parte del solista su accentazioni sillabiche. A quel punto intervengono basso, contra e mesovoce per costruire un tappeto sonoro di corfos. E vi sottolineo questa parola, sapete bene cosa significa corfos. In sardo, noi cioè in italiano lo traduciamo colpi. Quale sarà, come dire, la congruità fra il termine colpi e quello che stiamo sentendo? Lo vedremo, lo vedremo. Ma cosa significa invece seria? Io vi faccio presente che a Dorgali la cicala è chiamata tsiri tsiri. In ebraico cantare si dice tsir. In sumerico cantare e quindi anche canto si dice tsir. In accadico invece, si dice seru. E seru sta alla base di tantissime altre parole che abbiamo ancora oggi noi. E io mi diverto quando leggo, per esempio, nei dizionari etimologici, serenata viene dal fatto che si cantava la sera e quindi nel canto a tenore la bocche notte e il canto notturno sono delle fesserie pazzesche, vedete? Perché? Perché il canto a tenore può cantare anche di mattina una boconote, cioè un approccio melodico perfetto. Può cantare in qualunque ora della giornata, non è assolutamente legato al canto della notte. Seria, allora, è quella che noi ritroviamo in spagnolo serenata, in francese serenade, lo ritroviamo nell'italiano serenata, e la radice etimologica, proprio la base etimologica è sempre questa, seru. Io poi vi consiglierei di andare a ripercorrere nella vostra memoria, ma potete oggi cercarlo in internet, cosa sia saserraggia. Saserraggia è uno strumento della tradizione ancestrale sarda, un bastone di legno, una pertica, su cui è legata una minugia, cioè una corda ottenuta da intestino animale, e in alto c'è una vescica di maiale. Praticamente questo suona, saserraggia suona, ed era un rudimentale strumento con il quale si faceva il ballo qui in Sardegna. Ma di questo strumento esistono ancora delle esecuzioni ancora di pochissimi anni fa, e naturalmente potete trovare tutto questo all'interno dei libri che si occupano degli strumenti della musica popolare. Uno in particolare è quello di Don Giovannino Dore, gli strumenti della musica popolare della Sardegna. Saseria dunque è un canto semplicemente o un intervallo musicale, ma
Se volete, sempre nel dizionario di accadico, troverete anche seru con la traduzione di mattutino. Sapete che cosa è il mattutino? Il mattutino è il canto che tutti i frati elevano la mattina proprio all'alba. Quello potrebbe deviarci e farci capire che Saseria sia il canto mattutino. Non è così. Saseria, e cioè il canto mattutino, nel canto a tenore è diventato su manzanile, quando non simpordile, che però è un'altra paronomasia. Andiamo avanti da qui. Passiamo dalla seria a salestra. Su simbolo quería de unidad, chi diventa pacifica unione, chi d'ogni stato, regno e nazione, chi è sana convegno e ha contato Maria regno e stato, chi ha contato e convenuenza, relazione pacifica, senza né non costruan bomba né cannone, senza bomba né cannone. Pacifica, senza relazione, e bomba se cannone non costrua. La barriera scritto tu ne ruan tutto sapano uguale il diritto uguale il diritto. Torniamo a confondere le idee. Se Saseria per molti è il canto pacato, dove di pacato non c'era nulla, l'avete visto? Beh, questa è Salestra, che è l'effetto contrario. Se una è, diciamo così, calma, l'altra invece è veloce. Ma davvero siamo questo? Provate a fare una buona ricerca nei dizionari di etimologia della lingua italiana. Lesto lo troverete. Io vi indico addirittura una parola che ha origini greche, questo sì, ed è il lestofante. Chi è il lestofante? Ve lo ricordate? È il ladro. Quello che ruba e che chiaramente dopo aver rubato scappa e a malaozza viene a decorrere. Ma siamo a questo davvero? No, io prima vi ho parlato di pesada, e sa pesada per il canto dessa seria, della bocca nota, dessa bocca ressa, è praticamente il lavoro del pane carasau. Sottolineo, il lavoro del pane carasau. Sopesonzu, come si chiama? Cioè quando praticamente avete l'impasto della farina e questo impasto della farina voi lo dovete tagliare maniestu, si taglia in piccole palle che devono essere poi lavorate con il mattarello fino a ottenere la forma del pane carasau. Cosa lavorate? Guardate, avete come nome ancora in siriano l'ishu, fare durga l'ishu. L'ishu che cosa è? È proprio l'impasto. Avete mai toccato l'impasto della farina del pane carasau? Non c'è niente di più morbido e di più liscio, appunto. Bene, questo era il termine in origine. Perché? Perché il canto deve essere lavorato.
Noi oggi abbiamo un modo di cantare che non ha niente a che vedere più con il canto di un tempo. Orgosolo, per esempio, oggi inizia a cantare su un'altezza e su quell'altezza rimane. Un tempo saliva, scendeva, cioè si aveva la trasposizione ascendente, la trasposizione discendente, oppure la semplice trasposizione, zirada, come la chiamiamo ancora oggi. Beh, tutto questo oggi, nella gran parte del canto a tenore, non esiste più. Quindi, capite bene, Salestra è proprio il movimento del lavoro della lingua da parte della voce solista e quindi del materiale linguistico da parte di basso contrae su voce. Andiamo avanti e passiamo a sormuttos, o meglio, su mutto. Ascoltamos. Una chitarra e una bella o che canta in su un uraghe. Una chitarra soschisemos in nove. Naramor forte paghe mai più sa guerra. E una bella oghe mai più sa guerra. Naramor forte paghe soschisemos in nove. Canta di su un'uraghe, mai più sa guerra, soschisemos in noghe naramor forte paghe. Avete sentito, proprio agli inizi avevate un'isterrida, cioè 3 versi che non erano neanche congruenti proprio, non c'è questo obbligo, perché si completano nella seconda struttura. La seconda struttura è chiamata torrada, o meglio, camba de torrada. Cosa è sa camba? Cam. Lo trovate ancora all'interno del canto a tenore di Orosei, significa armonia. Elle duba hamba cantano nel ballo a passo torturino e quel ham è proprio l'armonia, cioè in termini sumerici significa Elle, cioè Dio, regalaci l'armonia nel canto. È una meraviglia. Questo è proprio un tesoro che sta dentro il canto di Orosei. Bene, ba, regalare, ba significa questo, dare in dono, regalare. Quindi sakamba è questo, è la distribuzione dell'armonia dove? Dentro il verso poetico, perché ogni verso poetico deve suonare già di suo. E allora cosa significa muttu? Vedete, mu sta all'origine di tutte le parole che in sardo hanno a che fare con suono e con parola. La variante, guardate, non c'è una grande differenza. Se voi passate dall'italiano motto, che significa sia saluto che parola, passate al francese e avrete la parola mo, che significa parola. In sardo avete non m'attorrà manco mutto, cioè
non mi ha neanche risposto. Ma poi avete un'infinità di altri termini, per esempio murmurio, che cosa è? È il sussurrare, il borbottare. Ne avete veramente tanti. Se io sento una acufene a un orecchio, appo una muida. Vedete, noi lo troviamo dappertutto. In sumerico avevate mo to make a sound, che significa emettere suono, ma anche parola. E quindi tu, che cosa è? Tu è la formula di incantesimo, perché avete sentito che le parole del Muttu erano le stesse, ma venivano capovolte, venivano ripetute. Questo è il fascino del suono, il fascino della parola. Ma voi provate a chiedere ai filologi romanzi cosa possa significare Muttu e non sapranno dirvelo, chiaramente. Dal Muttu passiamo a Assandira. Assandira è un canto che è diffuso in tutta la Sardegna, non appartiene unicamente al canto a tenore, c'è anche nella polivocalità, insomma, con donne, uomini, bambini, anziani, c'è dappertutto, in tutta la Sardegna proprio. Assandira. Unu babulin sinna, non è stata subito con amore e pazienza. Sandera, sandera, unu babulin sinna, adesso nostro desiderio, sovrandipendenza prodotta da Sardina. Sandera, sandera, Avete sentito qui in forma omoritmica, significa che tutte quante le voci cantano lo stesso ritornello. Ma cosa significa Assandira? Lo trovate in alcuni dizionari di lingua sarda come essere un'andira, cioè essere ubriaco fradicio, oppure essere in pessime condizioni. Ma Assandira che cosa è invece? Se scomponete per sillabe avrete as, significa stella, e lo ritrovate come finale per esempio di mulas, cioè stella, as. Stella stella significherebbe, ma è un cognome che noi abbiamo qui in Sardegna abbastanza diffuso. Un tempo si chiamava As e poi è passato a chiamarsi Mul, finché in Sardegna noi abbiamo mantenuto l'una e l'altra forma. As, An, significa Dio del cielo o significa cielo semplicemente. Di è alla base di Dio, cioè quindi splendente, folgorante se volete, quindi fulgore anche. Ra, Ra era il dio sole, non solo per gli egiziani, ma anche per la cultura mesopotamica. Noi abbiamo vissuto una koinè mediterranea, cioè tutti i popoli del Mediterraneo parlavano la stessa lingua o comunque si intendevano pienamente. Perché? Perché le differenze non erano tantissime fra una parte e l'altra del bacino del Mediterraneo, compresa anche la parte della Mesopotamia. Io faccio riferimento alla lingua sumerica, alla lingua accadica, ma molto di quello che io dico lo troverete anche nei dizionari di ebraico, di aramaico e di tutte le lingue che abbiamo avuto in quella zona del Medio Oriente, quindi l'assiro, il babilonese e via dicendo. Da Sassandira passiamo invece, Franco, andiamo a Nennia. A Nennia noi lo usiamo ancora per cantare la berceuse, come si chiama in termini etnomusicologici, la ninna nanna. Ma
davvero si può cercare di far dormire un bambino con questo canto? Fra? Annini, annini, adromisa, prenda mia, samabile, siena, adromisa, mia, prenda, annene, 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 arevisare bonu, de Deus, e sudonu, dromisu, izumeus, e sudonu, ricordate la storia dei Puni, quindi le guerre puniche? C'era un condottiero che si chiamava Annibale. Anni, cioè grazia divina, Baal, il dio Baal. Ebbene, Anninnia è questo, Anni, quindi la richiesta di clemenza divina, della grazia divina, e quindi Nio, che significa Signore. Anninnia questo era una preghiera. Quindi siamo entrati appieno nel sacro e per il sacro abbiamo tantissimo da parte del canto a tenore. Il problema vero qual è? Il problema vero è che oggi ogni paese si è fatta una sua specializzazione di canti, in ragione anche di quello che era il gusto musicale, per cui per esempio in alcuni paesi i muttos non li canta quasi nessuno, si preferisce cantare la boccanotte o boccheseria. In altri paesi salestra, insomma, no, è meglio cantare direttamente un ballo. In altri paesi ancora sono scomparse, per esempio, Salligrittu e i Suterzu ad orgali esistevano e sono documentati nei dischi del 1929, non esistono più, non si canta più in quel modo. Il modo di cantare a Sandira che avete sentito poco fa, è rimasto solamente sulla forma dei muttos, ma esistevano tante altre forme di canto, addirittura esisteva su versi endecasillabi. Oggi nessuno più canta Sandira con i versi endecasillabi, però tutto questo è, come dire, il passaggio da una voce ad un'altra nella trasmissione della tradizione, e quindi si lega il tutto al gusto di colui che esegue. Se colui che esegue non apprezza una forma di espressione canora, non la esegue, e quindi quando tramanda non tramanda più certe modalità di canto. Questo è successo in tutti i paesi dell'area di diffusione del canto tenore. Abbiamo appena sentito un canto sacro, sentiamone uno totalmente profano, Tataiu mio. In vita sacanalla, misona, sammetalla, lo sonazzo sintona, sammetalla, misona, Tataiu meo, Tataiu meo. I provanso salazzo, anso scarrapazzo, los piscinos y yo, ansos carrapazos, voan. Tataiu meo, Tataiu meo. È un canto del carnevale. Quanti canti di carnevale conoscete della tradizione sarda? Risposta: nessuno, non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è perché oggi il carnevale è molto modificato. Il carnevale in Sardegna era una cosa vivissima, partecipatissima, tanto che avete sentito che qui ancora una volta il canto è omoritmico, cioè la voce solista canta in un testo poetico, ma poi la risposta da parte di basso, contra e mezza voce è nello stesso tempo
non è all'unisono ma è nello stesso tempo, cioè sincrona, e va avanti così, ripetendo questo ta-ta-yu meu, che non vorrebbe dire niente, cioè su ta-ta-yu sarebbe nel linguaggio quotidiano il marito della balia, perché il balio non esiste. Capite bene? La balia è colei che deve dare il latte a un neonato, al posto della madre che non produce latte. Allora, il marito, per titolo, diciamo così, di parentela o di relazione meglio, viene chiamato anche lui tatayu, ma non esiste la figura, esiste la tataia, cioè colei che deve tattare, cioè nutrire il bambino, il neonato. Ma tatayu cosa significa? Badate bene ancora nella slide, avete il termine come era in sumerico, dada, a questo si aggiunge un suffisso, una terminazione, insomma, yu, che è per molti sostantivi come per molti aggettivi. Quindi tatayu era un canto di scherno, di satira, che veniva cantato nel carnevale. Oggi, l'avete mai sentito nel carnevale sardo? Non esiste più, come non esiste Sassartilla, come non esistono Sassettilla, come non esistono tantissime altre forme di canto che producevamo un tempo. Però i documenti ci sono. I documenti ci sono perché, voglio dire, la parola controbu, quanti di voi l'avevano sentita? Se andate nell'archivio musicale del folklore italiano troverete controbu per Silanus. Per quanto riguarda Settiglia, che vi ho nominato adesso, se andate a Pattada viene ancora eseguita Settiglia, ma nella gran parte degli altri paesi è scomparsa. Tatagliomè, scomparso. A Sandira, la gran parte dei cantori a tenore, eite cantare a Sandira, no, è meglio cantare le poesie di Padre Luca, è meglio cantare le poesie di Paolo Mossa o di Peppino Mereu o di Raimondo Piras, ma non cantare in forma umoritmica. Questa è, come dire, la deviazione che abbiamo ormai operato nelle nostre tradizioni popolari e musicali. Il modo di cantare in forma umoritmica lo troviamo in particolare nei gozzos. Sentiamo Cussor de Candelaria e poi Celeste Tesoro. Viva, viva s'allegria, e viva, viva s'allegria, e a terra s'inganno, e a terra s'inganno, os principi ordanno, se buonos principi ordanno, por de Deus e Maria, e por de Deus e Maria, viva, viva s'allegria. Passiamo a Celeste Tesoro, credo che tutti quanti voi l'abbiate sentito almeno qualche volta. Celeste tesoro d'eterna allegria, dormi vita e coro e riposa in Dio, dormi vita e coro e riposa in Dio. Tu sineddu non porta manteddu e ne mancu curitu, indie delitu non aratitia, dormi vita e coro e riposa in Dio, dormi vita e coro e riposa in Dio. Dormi contento, non piangas ancora, nada bene so
del suo pattimento, vaso de argento, pieno de allegria, dormi vita e coro, e riposo in Dio, dormi vita e coro, e riposo in Dio. All'inizio avete sentito Sorgozzo de Candelaria, cioè quelli che si cantano praticamente a fine anno, andando da una casa all'altra, soprattutto nelle case dei giovani sposi. Nel secondo brano di Gozzo avete sentito invece Celeste tesoro d'eterna allegria, dormi vita e coro, riposa ninnia. Questa è Sisterrida dei Gozzos. Ancora una volta troviamo il termine sterrida. E i versi terzo e quarto vengono utilizzati come ritornello a chiusura di ogni strofa. La strofa si chiama in sardo tela, soprattutto in quelli che sono i modellos. Bene, avete sentito ancora una volta il canto omoritmico, ma il canto omoritmico è tipico del suo concordo. Proviamo a vedere cosa è il concordo, perché c'è stata una separazione, e non da oggi, di canti, diciamo così, chiesastici e di canti invece profani, cioè di quelli che dovevano stare per forza fuori dalla chiesa. Questi canti, questi due modi di cantare, hanno addirittura costruito un altro tipo di impostazione vocale, per cui nel concordo, cioè il canto chiesastico, avete la laringalizzazione, mentre nel basso e nella contra del canto a tenore avete la faringalizzazione. La differenza è tra laringe, la parte dell'apparato glottico, apparato fonatorio, e invece la faringe, cioè le parti molli che vanno dal naso fino alla gola, che vengono in qualche misura azionate, se mi passate questo termine, per poter costruire gli armonici del canto a tenore, del basso e della contra. Ma il concordo che cosa era? Beh, il concordo era proprio, per tornare a quello che dicevo agli inizi, il canto del gesto eroico, delle gesta eroiche, quindi la chanson de geste, se volete. Il concordo viene dalla parola curdo, accadico. C'era allora una particella, fatemelo dire così, una particella comitativa. Si tratterebbe di una preposizione praticamente, en curdu, che significava cantare insieme le gesta eroiche. I latini cosa hanno fatto? Hanno sostituito en e hanno messo cum, e quindi concordu significa cantare insieme che cosa? Le gesta eroiche. E invece gli etimologisti italiani sono andati a cercarvi cantare con cardia, cioè il cuore, quello che oggi noi interpretiamo come cuore, perché un tempo in greco il termine cardia fi questo che in sardo noi regalo e le naramos iscarzo, che è lo stomaco e non il cuore, assolutamente no. Quindi questo era il concordo. Il concordo nasceva prima che per cantare i canti della Chiesa, nasceva per cantare le gesta degli eroi, dei guerrieri, e era praticamente quello che avrebbe immortalato, tenendolo proprio vivo per sempre, il ricordo del gesto di un guerriero. Quello che noi abbiamo invece nella poesia. La poesia estemporanea. La poesia estemporanea che cosa fa? La poesia estemporanea, poi c'è stata una svolta, si canta su temi oggi, e in genere sono temi duali, nel senso di guerra e pace, bianco e negro, eccetera, eccetera. Ma sentiamo invece il modo di cantare
in poesia, sottraio in poesia. Autore non so de poesia, appena rimosa sottada. Aprende las pero diletta mia, a ti es qui la sapo dedicada. Alfabeticamente compilada, a la belleza tua simpatia. Angela las cominzo in domandare, ai te non ti digna de mamare. In alcuni paesi della Sardegna, voi tenete presente che nel 1932 la Chiesa, i vescovi, considerate nel 1930 per esempio Forni, a Forni venne cacciato un coro di cantori popolari, un concordo come lo chiamano a Forni, e il concordo non ha differenze a Forni tra canto profano e canto chiesastico. Comunque stava dentro la chiesa e il parroco caccia dalla chiesa questi cantori popolari. 1932. Nel 1932 si ottengono le leggi di pubblica sicurezza. Cosa succede? Che praticamente con queste leggi si proibiscono le adunanze, così si chiamavano allora. 2 persone insieme va bene, 3 ancora si può tollerare, 4 no, 4 non è possibile. In questo modo la Chiesa, e quindi la pubblica sicurezza, pone un bavaglio a il canto a tenore, il canto a concordo della Chiesa, il canto per la poesia improvvisata, cioè si impone il silenzio a tutte queste arti popolari. Questo silenzio durerà per tutta la durata del fascismo, ma ancora dopo il 1945 c'è da dire che in tutti i paesi non tornarono vive quelle tradizioni e negli anni 50 in particolare si cerca di resuscitare tutto questo. A quel punto avete delle registrazioni in cui la poesia veniva accompagnata con un semplice, per esempio c'è una registrazione, ricordo, di Ozieri del 1955, in cui una sola persona fa l'accompagnamento, come viene chiamato quello che avete appena sentito, cantando coro mio, e basta, così. Perché? Perché avete sentito che qui ugualmente avete un solo corfu da parte di basso con 3 miscuochi. Andiamo avanti, stiamo quasi per chiudere e torniamo a questo punto a Sabardeina. Suken tu kimbantunu resimento, suken tu kimbantunu, suken tu kimbantunu resimento, kisuki mantanu, kisuki mantanu, kisuki mantanu, non se ti vuoi, ma non se ti vuoi, non se ti vuoi, non se ti vuoi continentale, scatti il mantello, scatti il mantello, tranquillamente, orune bitti, orune bitti, orune bitti,
Vivi con sabrina, vivi con sabrina, orule Bene. Oggi in genere questo viene classificato come ballo e non si va al di là di questo. Ma Vardeina, Vardeina è una parte del canto sacro. Nel canto sacro avevate Var, che è l'aratro, De, che significa dare forma, quindi Vardeina era un inno al dio della natura. Ma tutto questo noi oggi lo abbiamo dimenticato, noi abbiamo rimosso quasi tutto quello che è la storia, ma voi pensate a quanto i greci abbiano preso dalla cultura mesopotamica e abbiano rielaborato nella costruzione del loro pensiero unico e quindi della mitologia greca. Noi sardi abbiamo fatto la stessa cosa, però per noi sardi tutto questo passa attraverso il canto, che è la vera forma di scrittura che noi abbiamo mantenuto da epoca remotissima. Proviamo adesso a chiudere con un ballo e poi vedremo cosa significa ballo. Ballade contra essa guerra, o gente de su raghe, o popolo de essa terra, braiga de la rapaghe, de su dinare, ma appena so sentito de chi è ischi di stimare, de povero se te ricco, no ada spaghe mai, si batto di nemico, a bere a semizzare o a subrare Caino, a subrare Caino, a subrare Caino. Guerra sa povertà, cuse su vereruismo, preseremo sorrefrades, preseremo pro cazzare Giacadrea, politicos indignos, Il ballo a livello etimologico italiano lo fanno venire dal francese, come se davvero dovessimo aspettare che arrivasse addirittura il popolo francese a insegnare il ballo all'umanità. È una grossa fesseria, capirete bene, perché il ballo è stato eseguito sempre da tutte le popolazioni, tutte. Il ballo era il modo, questa è la mia interpretazione, quindi vado sull'accadico, quello di mischiarsi finalmente in una società che separava nettamente l'uomo e la donna, gli anziani e i giovani. Nel ballo tutto questo veniva abbattuto
Ecco perché preferisco questa anziché la etimologia sumerica che dice che il ballo è to twist, cioè il volteggiare. Ma il volteggiare è evidente che c'è nel ballo, chiaramente. Tanto che cosa significa tenore? Vediamo l'ultima slide. Ecco qua. Se concordo era cantare il gesto le gesta eroiche, tenore significa invece tu, nu, ri, vedete? Cioè far volteggiare gridando per ballare, insomma. Questo è il canto tenore. Poi sono intervenute tante cose nella storia sarda. Per esempio nel 1563 abbiamo un documento storico, un frate portoghese che domanda, un gesuita, portoghese, che domanda alla casa madre di mandare in Sardegna delle persone, dei preti, capaci di parlare il sardo perché vogliono togliere quei suoni e soprattutto i testi che definiscono grosseros, cioè di parolacce, e mettere al posto del canto a tenore, mettere la dottrina cristiana. Siamo in epoca di Controriforma, io credo che la stiamo vivendo ancora oggi questa, ma il canto a tenore per fortuna è ancora vivo, con tanti acciacchi, con molte difficoltà, con molti cambiamenti, però questa è la tradizione che va avanti. Grazie.